Che fracasso, che allegria! Ci sono tante mascherine in compagnia e il carnevale della Proloco organizzato in breve e con poco. Ebbene sì, il carnevale è tornato tra le vie di Agrigento, caratterizzato da una sfilata i cui veri protagonisti sono stati i bambini delle scuole elementari e medie della città, ciascun plesso con un proprio tema, colorando la città con coriandoli e fantasia. Dal mare di pesci alle Hawaii, da pentole e cucina all'ecologia. Non sono mancati all'appello un gruppo folcloristico straniero, motoapi decorate a festa e con musica a bordo, e infine maschere di personaggi di cartoni animati e bolle di sapone per intrattenere i bambini, dei gruppi di animazione Cartunia e Cartapesta. Finita la sfilata, tutti in piazza Cavour per vedere le esibizioni di alcune classi dei plessi partecipanti al corteo. Nonostante qualche problema tecnico riscontrato all'inizio della sfilata, i membri della Proloco di Agrigento si reputano più che soddisfatti. Questo è l'anno zero per noi, abbiamo voluto assolutamente con tutto il cuore fare qualcosa per portare il carnevale anche ad Agrigento, almeno per i bambini, anche se poi c'erano tanti grandi, perché il carnevale è una festa per tutti ed è stata una festa per tutti, ovviamente è solo il primo, migliorerà. Le scuole, che sono state a dir poco eccezionali, adesso avranno comunicazione almeno 6 mesi prima in modo da potersi preparare e poter creare per l'anno prossimo il carnevale del mandorlo in grande per questa Agrigento che non l'ha mai avuto un carnevale, perché è sempre stato confuso con la festa del mandorlo e l'abbiamo persa questa tradizione. Adesso la recuperiamo con tutte le nostre forze, con tutta la nostra voglia.